2 anni fa la grande siccità, ora invece il Po è al record storico della sua disponibilità idrica. Un picco che però fa il paio con le recenti piogge intense che non hanno mancato di causare danni e disagi. Antonio Boschi. Questa estremizzazione degli eventi e il passaggio anche abbastanza repentino da una situazione all'altra è esattamente il frutto di quello che il cambiamento climatico ci sta portando. Nel 2022 la portata del Po a Ponte Lago Scuro era di 114 metri cubi al secondo, oggi nello stesso punto è di circa 3.000 metri cubi. I dati dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto del Po confermano che la disponibilità di acqua del grande fiume è ai massimi storici e così, mentre il sud è in ginocchio per la siccità, il Po fa registrare dati positivi, anche se c'è un risvolto della medaglia. Ci sono state delle piogge in alcuni casi molto intense che poi provocano altri tipi di problemi. L'ultimo in ordine temporale è stato quello che è successo in Val d'Aosta, però d'altronde ci dovremmo sempre di più abituare a queste situazioni così altalenanti. Insomma, il più grande fiume italiano riflette quelle che sono le conseguenze del cambiamento climatico. Noi passiamo da anni come il 2022, dove abbiamo avuto solo 56 miliardi di metri cubi di apporti pluviometrici, ad anni come il 2014, dove ne abbiamo avuti 121, o quest'anno che probabilmente supererà il 2014. E col clima che cambia è necessario che anche le soluzioni tecniche di gestione del territorio si adattino alle nuove esigenze, come si sta facendo in Romagna dopo la devastante alluvione del 2023. Che va incontro a quello che è, diciamo, la naturalità dei fiumi, quindi i cosiddetti progetti di tracimazione controllata. Parliamo ora di medio